sono legato anche a Feltre, perché venendo a Feltre, alla mostra dell'artigianato tantissimi anni fa, per me ha aperto un mondo sul Cadore e sul Veneto d'Italia, perché proprio qua c'era tanta gente che veniva dal Veneto, parlo degli anni '80, per me mi si è aperto tantissimo un mondo, insomma, no? E sai che noi anche all'inizio, insomma, quando eravamo all'inizio avevi bisogno di conoscere, di vedere tante cose, per cui per me, io sono legato da Trento fino a Sappada, questo è il mio territorio, per cui comprende proprio i Dolomiti e tutto quanto. Ho avuto anche un negozio a Roma, per cui mi sento in parte anche romano per 5 anni, nel tuo quartiere vicino, esatto. No, concorrenti no, perché lui era un bambino quando ero giù, ma più o meno. Per cui mi sono sentito anch'io, ma lui quando si sente a Merina vuole tornare giù a Rebibbia, io quando ero giù a Talenti volevo tornare su velocemente, c'è questo legame con il territorio.